Tolgo io, grazie. Prego. Allora tolgo io una che tutti. Certo, certo. Guardi, Ah, il suo... come si chiama, ce lo dica lei? questo si chiama Zaleppa. Zaleppa, e sarebbe un coltellino sardo, che Sì. dicono lei ha sempre con sé, effettivamente è Sì, vero. anzi facciamo così. Prende un dolcino, E lo tagliamo. lo tagliamo a metà. In realtà serve ad altro. Ah, a cosa serve? Non Beh, lo insomma. lasciamo perdere, per i Sì, dolcini, ecco, Presidente. tenga. Mangiamo io posso, devo Certo. aspettare Guardi come si chiude. così. E sa Posso? quando si regala... E voi sapete quando si regala un coltello come si regala? No, Allora, nel modo più semplice si dà così. ok. Seppure se uno vuole dimostrare la sua amicizia, Sì. lo si dà aperto, così, Dalla parte del manico, in modo tale che io metto la mia vita nella in tua mano della... Quindi bisogna avere molta fiducia. Sì. Lei l'ha messo spesso il coltello dalla parte del manico nella sua carriera, diciamo? Così e così, diciamo. Senta, stavamo dicendo di Lady Diana, lei era molto amico di Lady Diana. Molto amico, la conoscevo bene, sì. Mi ha raccontato ieri quell'aneddoto divertente di quando in Sardegna l'ha incontrata e a lei per caso le cadde il tovagliolo e vide che Lady Diana... Dunque, allora, Lady Diana era non bella ma bellissima, Sono d'accordo. era gentilissima, era dolcissima ed era giovanissima. E tristissima. No, nei primi tempi no. Io ho conosciuto altre principesse e devo dire che lei non era una principessa. Non aveva il ruolo da principessa, voleva stare più libera. No, non aveva il ruolo. Secondo lei? Questa Aspetti, allora lei venne un anno dopo che era nato il primo bambino e si vedeva che lei era innamoratissima di Carlo Ancora. e mi fece tenerezza. A me cadde il tovagliolo e io mi accorsi che Diana, come la maggior parte delle ragazze e delle donne inglesi, si toglie le scarpe appena può, Anche la principessa? anche la principessa. E vidi che si era tolta le scarpe. Mi venne, ero presidente del Senato, la tentazione di dare un calcio alle scarpe per vedere come se la sarebbe cavata quando si fosse dovuta alzare dove le avesse trovate. Se lo trovava sulle scarpe. Ferro? No. Ma questa è la grappa sarda. No, un brindisi col No, Presidente. gliene do poca perché... Sì, grazie, lei- che deve andare no, avanti un'ora No, e perché mezza. lei non la regge. Bravo, ha ragione, perfettamente. Si vede dalla faccia. Lei lo sa perché... Lo sa che quasi quasi rinunzio a fare il senatore a vita e mi candido e faccio propaganda tra queste ragazze. Con questi ragazzi qua. No, tra queste ragazze. Ah, sarei, guardi. Presidente. Facciamo un brindisi. A chi brindiamo? A lei. No, a noi. A noi. A tutti i marziani. Abbiamo un omaggio prima di salutarla, Presidente. Io gli regalo la mia La bambola copia. Ramona. Oh, Gli regalo la mia copia. È la sua oh, copia. auguri. Vede, Presidente, è proprio fatta come la bambola Ramona vera. Ha gli stessi stessi occhi, diciamo. Sì, capito. Che è il punto. Ah, si chiamano occhi? Si chiamano occhi. Sono occhi rifatti, diciamo, un po'. Presidente, prima Allora, di sa salutarla- perché si chiama filo e verro? No. Si chiama filo e verro perché questo, il migliore, questo no è commerciale, il migliore è quello distillato clandestinamente. Ah, clandestinamente? Sì. Non questo. No. Non questo. Presidente, non questo. Su. Insomma, allora, è come lo si conserva. Come lo si conserva? Questi sono veri, Presidente. Io ne devo un altro sorso. Allora, questo filo e verro, che significa filo di ferro,
si conservava sottoterra in barilotti. Sì. E per sapere dov'era si faceva spuntare da sotto la terra un filo di ferro. Allora il padre, ecco per esempio il babbai, per esempio io sono già babbai. Cosa vuol dire babbai? Nonno. Do significa padre grande. Ah, un modo più elegante. No, vuol dire uno che è il capo di un clan. E lei è stato capo di un E io clan che si sono, chiamava io, Italiani. io sono capo di un clan molto più modesto che si chiama Cossiga. Adesso. Adesso, ecco. Dunque, allora ecco, Presidente, la conquista che deve rimanere poi tutta la puntata, se vuole. allora, quando uno voleva offrire del vile verru, si rivolgeva al figlio, al servo, eccetera, e diceva, attimi su vilo e verru, Tira su. portami il filo di ferro. Ah, quindi tirava su il Esatto. filo, ho capito. Senta, Presidente, prima di salutarla, Sì. io ho una domanda stupidissima, ma me la sono sempre chiesta, Mi non a dica. caso, se no non la facevo io. Ma il Presidente della Repubblica, la mattina, quando si sveglia, Sì. deve caricare la sveglia e dire, mamma mia, domattina alle 7 c'è da andare in Senato, non lo so, oppure c'è qualcuno che la viene a svegliare? Me lo sono sempre chiesto, so che è stupidissima come Guardi, io ho sempre abitato a casa mia. quindi non c'era tutto Il salamelecchi. problema non c'era e io per 7 anni sono arrivato al Quirinale e dicevo all'autista mi porti in ufficio. Mi parti in ufficio al Quirinale. E quando arrivava diceva, ha telefonato nessuno per me? Io non lo farei mai andare via. Mi porti in ufficio. L'ultimissima domanda, poi veramente la lascio. Mi dica. L'episodio più buffo che le è successo durante il suo mandato, proprio quello più che si ricorda, strano, divertente. Il più buffo? Sì. Allora, io avevo quello che si chiama un concentratore telefonico, e cioè un grande tavolo con tutti i tastini. Quelli dei potenti. Sì, quello dei potenti, schiacciava il bottone. C'aveva la linea il diretta con- il Presidente del Consiglio, eccetera, tutti. Proprio pronto? Allora a un certo punto premo un tasto. che era il tasto del capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri. È l'unica volta che ho usato il titolo di Presidente. Sono il Presidente. No, questo mi risponde e dice, chi è? Cossiga. Cossiga chi? Possibile E io dico, vabbè, allora, gioco forza, il Presidente Cossiga. Ma Presidente di che cosa? Ma davvero? Sì. E allora io, che Della non, ho, mutua. che non ho mai creduto veramente di essere il Presidente della Repubblica, come trovo difficoltà a credere di essere lo Stato? No, glielo assicuro, è stato Presidente della Repubblica. Certo, Guardi, ci metterei la mano sul fuoco. non lo faccia mai. Però. Però io mi ricordo di averla vista. Allora, dico, Presidente della Repubblica, silenzio. Dopo poco arriva al telefono il capo di Stato Maggiore e mi dice, ma mica lei può ammazzare i giovani ufficiali in questo modo. Ma lei non mi ha chiesto ancora cos'è questo? No, gli ho chiesto come mai ha questo Ma gilet dunque, rosso. allora, io volevo venire vestito di scuro e sono venuto. Certo. Mi sono dimenticato di mettermi solennemente la cravatta del mio college di Oxford. Che, insomma, un po' colto sono, ecco. Un po' tanto, avremo occasione però. Un po' colto sono, però ma come vado tra ragazzi, vado così tutto impannucciato, l'ordine del bagno, la cravatta scura, cioè, non va. E allora ho detto, beh, mi porta il mio cameriere, mi porta il golfo rosso. E io ho detto, oggi è un'ottima occasione. Un tocco di colore. No, No. un omaggio al compagno Romano Prodi, perché ho scoperto che è diventato compagno. So del suo amore. Roberto ha una domanda da farle e poi la salutiamo. Vieni Roberto. Allora, Vorrei, scusate, vede quanta Diamo la amore. domanda di Roberto. Sì, vorrei fare una domanda precisa, sì. nazionale popolare, da lei. Sono curioso di sapere il rapporto che lei ha avuto con l'amore.
la prima volta, la prima donna e come vive l'amore. Ma dunque io devo dire che non sono una persona romantica. Come tutti i sardi, il mio primo amore è stato per una ragazza di cui non faccio il nome. Non può dirlo, no? No, non posso dirlo, non si può dire anche perché ha un nome molto importante nella storia d'Italia. È famosa. Me lo dica, Presidente, me lo dica, mi dia... Il nome di Vogliamo battesimo. saperlo! Il nome di battesimo. Dice il nome di battesimo. Sì, Il nome, e che è quello lì che ha la croce inglese da una parte, che ha quello lì è vestito con la blusa della nazionale inglese. Inglese, perché va molto di moda adesso questo tipo di look, queste giacche sportive. Eccolo là. Lo riceviamo? Sì, le do un consiglio. Le dà un consiglio? Anzi, ti do un Ti do un consiglio. Non andare in Inghilterra vestito così, Perché? perché ti picchiano. In Inghilterra, se vai vestito così ti picchiano. Grazie. Non andare né vestito così, e questo voi, dunque, allora due avvertimenti. Alle ragazze non andate mai in Scozia con le gonne corte, non lunghe, di tartan, perché è un indumento maschile Il kilt. e vi guardano male. Ragazzi, Di ragazzi con la cravatta non ne vedo nessuno, vero? no, qui difficilmente i ragazzi portano la cravatta. Neanche tu. Neanche io. Poi Ho detto, ti- viene il presidente, non posso Allora. mettermi la cravatta. I ragazzi non portino mai cravatte con i colori regimental. Perché? Perché o sono di un reggimento, o sono di un college, o sono di un club. Quindi, A lui lo bastonano, i tifosi dell'Inghilterra lo bastonano. allora, guarda, rimani qua posto. con noi, è meglio. Senta, Auguri. Presidente, prima di salutare devo dire una cosa. mi serviva il nome però, io... Laura. Nome di battesimo. Laura! Laura! Io devo chiederle una cosa. Mi hanno pregato di non chiedergliela e io glielo chiedo. Allora, io avevo preparato una cosa che non faremo. Cioè, sa cos'è uno streaker? No. Lo streaker è un uomo nudo che passa in uno stadio di calcio. E io avevo pensato una cosa, pensavo geniale, di fare passare il nostro streaker col piccone. Mi ha detto, non te permettere, tutto lo Stato Maggiore Media se è venuto, ha detto, non ti permettere. No, perché qui non so se tu hai visto la mia scorta. L'ho vista la scorta, quindi c'è meglio di no. Allora. meglio di no. No, allora diciamo, avevamo lo porto pensato, io, ma non Fabio. faremo passare. E come che sia fatto? E come si fa? Io la saluto dicendo ai nostri ragazzi la frase che lei disse il 23 aprile del 92, quando lasciò il Quirinale con 10 settimane di anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato. Il presidente Cossiga disse: in realtà io non esterno, comunico, non sono matto, faccio il matto, sono il finto matto che dice le cose come stanno. Un marziano. Presidente Cossiga! Ho capito. Non ci credo. Davvero, mi regala la cravatta. A me? Francesco Cossiga! Deve dire una cosa! Qualunque età, Scusi, Presidente. Microfono, scusi. qualunque età
voi raggiungiate, mi auguro che raggiungiate una età veneranda come la mia, rimanete sempre giovani.